finalmente inizia il conto alla rovescia per Cortina 2026. Quali sono i prossimi appuntamenti da qui all'inaugurazione? Da oggi mancano 365 giorni e ci stiamo preparando veramente a una grande chiamata del popolo da un lato e dall'altro ovviamente il più grande evento sportivo a livello internazionale. Ricordiamo che le Olimpiadi vengono solo dopo i mondiali di calcio. Detto questo, ci vedranno 3 miliardi e mezzo di cittadini nel mondo, avremo almeno 2 milioni di visitatori e un PIL calcolato di recente di almeno 5 miliardi e 300 milioni di euro. Noi stiamo andando avanti a sprambattuto per quanto riguarda le opere olimpiche, quindi le opere sede di gara, non ultima il Bob, che peraltro è più avanti del programma previsto. Già a marzo dovremo avere la prima opera di congelamento della pista. E dopodiché ovviamente tutto quello che è l'organizzazione dell'evento, visto e considerato che siamo oltretutto aiutati da almeno 60.000 giovani che si sono candidati a fare i volontari. I giovani sono stati presentissimi, lo sono, e questo ci fa ben sperare anche per la riuscita dell'evento. Dall'altro ovviamente i territori, strada facendo, piano a piano, giorno dopo giorno, ovviamente entreranno sempre più nel vivo delle Olimpiadi, che saranno un grande evento che coinvolgerà un po' tutti e lascerà una legacy, quindi un'eredità a tutti i territori, che verrà ovviamente raccolta negli anni. Basti pensare che Cortina vive della sua fama internazionale grazie alle Olimpiadi di 69 anni fa. Infatti nel 2026 noi celebreremo i 70 anni dalle prime Olimpiadi invernali di Cortina. Cortina in questo momento è oggetto di una grande attrattività di capitali anche da fuori, di grandi investimenti, lo si vede dalle gru, dai cantieri, questo ovviamente resterà negli anni. Dopodiché non dimentichiamoci che noi abbiamo, oltre un'eredità delle Olimpiadi, avremo anche un grande evento nel 2028 che è rappresentato dalle Olimpiadi giovanili invernali, altro grande evento a livello internazionale che ci permetterà di far continuare ancora nel tempo e far mantenere nel tempo l'effetto abbrivio già del primo grande evento, che è quello delle Olimpiadi. Verona ovviamente avrà un ruolo fondamentale perché l'Arena di Verona, opportunamente messa a norma per l'accessibilità con un investimento di 20 milioni di euro, permetterà di presentare, fare la serata inaugurale delle Paralimpiadi e la serata di chiusura delle Olimpiadi. Quindi Verona sarà un punto di attrazione, di visibilità internazionale, anche se non è direttamente sulle piste, non è una città degli sport invernali.